In ricordo della frana di Agrigento avvenuta il 19 luglio 66 si terrà una manifestazione nei pressi della Villa del Sole per lo scempio avvenuto con il taglio degli alberi e la costruzione di un asilo. Per celebrare la sua morte una corona di fiori sarà ubicata presso la ex villa. La manifestazione si terrà nel pomeriggio di oggi alle ore 18. Il ricordo della frana di Agrigento, avvenuta il 19 luglio del 1966, che ebbe la forza di bloccare il processo contro i templi di Agrigento. Quest'anno invece di farla proprio nel luogo della frana la facciamo alla Villa del Sole, perché lo scempio si è fatto proprio a Villa del Sole. Per celebrare la morte della villa. Questo scempio che colpisce la città e soprattutto tutti gli agrigentini. Sì, l'iniziativa me l'ha suggerita Paolo in questi giorni, penso che saremo in tanti, spero. Metterete una corona di fiori? Sì, una corona per ricordare la morte della Villa del Sole, perché non c'è più la Villa del Sole. Infatti da qualche tempo la chiamiamo, per indicare il luogo, ex Villa del Sole, e chissà cosa diventerà, perché parlano di asilo nido, di poli per l'infanzia, ma io già ho visto superare un piano terra e una prima elevazione, mentre nel disegno originario vedevo altre cose. C'era un abuso di Pirandello, diceva lei poco fa. Sì, ed è stato trasferito da autorità dal sindaco di allora Firetto, il quale nell'atto deliberativo ha detto che era una villa bellissima e che ci andavano ragazzini, compreso lui quando era ragazzino accompagnato dal proprio genitore. Quello fu l'inizio della fine della villa, perché sottraendo un monumento significa far perdere l'attrattiva del luogo. Quindi già la villa è stata colpita a morte 5 anni prima di quello del giorno di oggi.